chiamo Luigi Bassani e sono direttore di Confagricoltura Verona. La mia esperienza in confagricoltura nasce più di 35 anni fa. Inizialmente ho approcciato Confagricoltura Vicenza come imprenditore agricolo per la soluzione di un problema. Sono entrato nella struttura associativa di Vicenza come presidente dei giovani agricoltori. Sono diventato vicepresidente di Confagricoltura Vicenza, poi mi sono occupato della parte gestionale di Vicenza perché il direttore era andato via. L'attività mi piaceva, mi consentiva di rimanere comunque in ambito agricolo, meno di rappresentanza e più di gestione, e lì è iniziata la mia carriera come direttore. Lo stiamo affrontando cercando di essere all'altezza delle questioni che ci vengono poste dai nostri associati. Devo dire che è stato un periodo difficile perché a volte l'unico ruolo, per quanto importante, che abbiamo potuto svolgere è stato quello di un'informazione puntuale e anche di una vicinanza nelle situazioni di crisi, ma anche oggettivamente per la prima volta da quando faccio questo lavoro mi sono trovato di fronte a delle situazioni con un senso totale di impotenza. Alcuni progetti nascono da alcuni insegnamenti o da alcune cose a cui la pandemia e l'emergenza della pandemia ci ha spinto, e per il principio che anche l'esperienza più brutta deve darti delle suggestioni per proseguire con qualche idea migliore. Diciamo che stiamo cercando di sviluppare una tecnologia che ci metta a disposizione dei soci, dei clienti, in modo sempre più virtuale, immediato, con minor perdita di tempo, fermo restando che, come dicevo prima, l'associazione è sempre fisicamente presente e pronta ad ascoltare. Quindi, se vuoi essere ascoltato, c'è tutto il tempo e lo spazio di parlarci. Se stai privilegiando il tempo perché hai urgenza e vuoi ottimizzare il tuo tempo, noi dobbiamo offrirti anche questo canale. Il non potersi frequentare di questo periodo ha dato una spinta allo sviluppo di queste, diciamo così, tecnologie che andremo ulteriormente a sviluppare. Innanzitutto il senso del dovere. Il direttore è una figura dipendente, viene pagata e quindi deve innanzitutto onorare questo suo impegno lavorativo. Ma questo sarebbe poco, perché lo svolgimento del dovere non unito alla passione e all'amore per il settore che si segue renderebbe più impersonale e meno efficace l'azione e sicuramente più faticosa. Quindi devo dire che ho il privilegio di aver svolto nella mia attività un lavoro impegnativo, ma che mi piace, mi è piaciuto tantissimo, e giunto verso la fine non potrei immaginare di aver potuto fare qualcosa di meglio.